Arrivano due nuovi commissari alla questura di Agrigento, dunque si fortifica il personale, la presenza del personale nella città di Agrigento. Sì, siamo contenti, la questura cresce, sono stati assegnati due bravissimi funzionari di polizia alla questura di Agrigento, si uniranno alla squadra già ben assestata sul territorio di cui la questura dispone. Siamo contentissimi, rivolgiamo a loro auguri di buon lavoro e di impegno sul territorio, così come dimostrano le loro carriere e il loro curriculum. Ci avviciniamo al periodo della Pasqua, come sta lavorando in tal senso la questura di Agrigento per garantire la sicurezza nel territorio agrigentino? La sicurezza nel territorio agrigentino viene garantita anche dai presidi costantemente disposti dalle volanti sul territorio, dalla stradale, dalle specialità, anche sulle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno e dal prefetto di Agrigento, che organizza i presidi sul territorio in modo da garantire la sicurezza di quanti vorranno in queste vacanze pasquali godere di momenti di libertà, veramente in assoluta sicurezza. Dalla questura di Enna ad Agrigento, precisamente, lei inizierà a svolgere la sua attività al commissariato di Licata. Con quale spirito si approccia a questa nuova esperienza lavorativa? Beh, lo spirito è alto. Diciamo che io vengo da un commissariato, il commissariato di Piazza Armerina, in provincia di Enna, dove ho sicuramente avuto una bellissima esperienza professionale e umana. Licata è una bella sfida, è una realtà complessa, un territorio complesso, ma ancora, proprio per questo motivo sono ancora più motivato, quindi insomma lo spirito è molto alto. Ad Agrigento, nella questura, con un tirocinio di 6 mesi, nuovo commissario in attesa poi della destinazione che definiamo temporaneamente definitiva. Sì, sono stato assegnato per questo tirocinio di 6 mesi alla questura di Agrigento, provengo dalla Scuola Superiore di Polizia in sede a Roma. Ho frequentato appunto il 107° corso per la formazione dei commissari della Polizia di Stato e quindi nell'attesa di maturare questa esperienza per conoscere un po' tutte le articolazioni della nostra questura, la Polizia, quindi poi sarò assegnato al signor Questore per la sede che chiaramente mi seguirà fino a quando l'amministrazione disporrà diversamente.